Domenica 18 maggio 2025, Cividale, Gran Fondo per Haiti. Farò il medio, o meglio il corto, 95, 1300, una roba del genere. Meteo assolutamente incerto, cioè ha piovigginato fino a 5 secondi fa. Lì c'è il sole, là piove. Vediamo. Obiettivo: portarla a casa. Andiamo in griglia. Sbatto in forze, Visalli, Redivivo, Alberto, Piero e Ricky. Nove, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Partiti! Buon divertimento! Grazie. 7 chilometri al 7,5. Allora, prima mezz'ora non ho detto niente perché in gruppo l'idea era sgranarsi. Seconda mezz'ora, o meglio 40 minuti passati adesso, ho fatto già 500 di salita in 4 km. Sopravvivenza. Queste giornate umide mi ammazzano. Ho fatto già 2 soste pipì. Queste giornate così umide non riesco a tenere dentro un liquido, niente proprio. Comunque manca 1 chilometro. Ultimo chilometro di salita. Poi si scende e un po' di pianura, un'altra salita, mi pare da 6-7 km, non mi ricordo più, ho già finito. No, qua mi segna 8,9 al 5. Sentivo rumori strani, mi è perfino caduta la catena. Successo mai nella vita, ovviamente oggi. Buongiorno. Vi propongo questa vista sulle valli con sottofondo di problemi meccanici. Che cacchio.
Oh, finalmente. Sali, acqua. Buongiorno. Acqua, grazie. Prendi pure. Dura com'è? Disastri col cambio oggi. Dai, Disastro. non va. Non va a cambio queste salite qua. Fa quello che vuole. Disastro. Ce n'è ancora dietro, come siete? Sì, sì. Secondo me sì. Io li ho tagliati. Allora... No. Ciao! discesa su uno degli ultimi tornanti a destra e volando non so se quando ho rilasciato il freno dietro se ho dato dei loro colpi di pedali e mi è scivolata dietro. Adesso rientro su questo gruppetto e vediamo come sono messo. Chilometro 50, crisi, dopo la caduta adesso comincia a farmi male un po' tutto, testa un po' così, vediamo. San Leonardo. Poi inizia la seconda salita. Dai, ci proviamo, dai cazzo. Ale. Buongiorno. Buongiorno.
Non bene. Veramente dura. I dolori dell'anca mi stanno correndo verso l'inguine e di testa proprio saltato via. Ultimo chilometro, a me ne segna 4 ancora. Boh. Scusa?
Grazie. Allora, bilancio in brevissimo. Sono contento di averla portata al traguardo. Adesso ho mangiato, vado a cambiarmi di qua a sinistra. Dura, mentalmente dura oggi, veramente dura mentalmente. Ok, ci siamo. Momento bilancio. Non sono contento della gara perché stavo bene, potevo fare meglio, sicuro, ma un po', allora, diciamo che la giornata non era facile di base, un po' per le condizioni delle strade, un po' diciamo che il gruppo era un po', diciamo, nervosetto oggi, però vabbè, le gare sono così. Ma anche per la pioggia di ieri sera le strade erano abbastanza viscide, poi diciamo che la caduta non ha aiutato e fin prima di cadere il problema che mi si è ripresentato è che in giornate così tanto umide faccio veramente fatica a tenere dentro i liquidi, cioè bevo tanto, forse bevo troppo e devo fermarmi a fare pipì, non c'è altra soluzione, proprio è un bisogno impellente. E a parte quello che posso gestire perché ok, ogni tanto posso fermarmi, non è un problema. Poi la caduta non ci stava, la discesa che ho fatto veramente tantissime volte anche l'avete vista sul canale. Penso solo a tutte le volte che ho fatto le salite per il brevetto Matayur, la salita, la discesa la conosco, quell'ultimo tornante a destra stretto, non lo so, potrebbe essere che quando sono caduto proprio al centro della curva, proprio al punto di corda, ero vicinissimo al bordo, ma le ruote erano in strada, ero solo che ero dentro la curva. Forse ho rilasciato il freno per uscire dalla curva troppo repentinamente, troppo veloce e mi ha mollato dietro perché mi ricordo che stavo facendo la curva, ero quasi fermo perché a centro curva, cioè, riprendi velocità, come dire, e si è girata la bici, mi sono trovato la bici con la ruota anteriore verso di me e io a terra. Fortunatamente non mi sono grattato, non ho escoriazioni, però ho dato una botta sul bordo destro perché quando l'ho persa istintivamente mi sono rannicchiato, quindi non ho grattato da nessuna parte, ma ho battuto la spalla, ho battuto il fianco che mi fa male e ho preso il rinculo col collo così. Quindi da lì un po' dura perché sono risalito subito in sella, non so se l'ho filmata la caduta, non credo, ma in caso l'avrete già vista. E sono ripartito per cercare di capire un po' come stavo, tanto sapevo che da lì dovevo solo scendere e poi eventualmente avrei girato a sinistra per chiudere il giro del percorso medio. E all'inizio mi sentivo abbastanza bene, onestamente, un po' complice che era ancora discesa con l'adrenalina alta, ho guidato abbastanza bene e non ho sentito particolare dolore, però come poi abbiamo girato a sinistra perché mi sono convinto che avrei voluto portare la bici al traguardo, come abbiamo girato a sinistra abbiamo ricominciato un po' il falsopiano per poi arrivare alla salita e lì dura, veramente dura perché tenere un'andatura diciamo sostenuta, non troppo allegra, comunque mi faceva male, mi faceva correre i dolori un po' dappertutto. C'è stato diciamo una mezz'ora scarsa in cui dal fianco mi correva il male verso l'inguine, verso giù all'interno della gamba, veramente fastidioso. Ovviamente ero già in salita e quindi lì non si poteva tornare indietro, non c'era alternativa, avevo già preso la scelta
E seconda salita fatta col freno a mano tirato perché mi vengono fuori i dolori, adesso mi comincia a tirare anche l'altra spalla, quindi sono un bel po' incriccato. E quindi così, cioè, quindi facciamo un bilancio fatto bene. Prima salita, volevo farla a 200 watt, 200 watt ho fatto, anche se qualche problema col cambio, che mi aveva dato delle avvisaglie ieri quando non entrava l'ultimo, la corona più piccola, forse avrei potuto non toccare e magari non avrei avuto problemi in salita. Però l'ho portata a casa, sono arrivato su, bene, avrei potuto mangiare più di quello che ho mangiato sicuramente, questa è anche una cosa che si può migliorare, però resto sempre così al limite, sicuramente non aiuta nella prestazione. Poi in discesa appunto sono caduto, ho cercato di portarla al traguardo, la seconda salita anche lì non è graduale, quindi è tutto uno strappa e recupera, strappa e recupera, e con la gamba così, col fianco così veramente fastidioso. Poi tutta la discesa giù, diciamo da Savogna per rientrare, mi sembra che fosse vento a favore, forse c'era vento a favore, ma comunque sono andati abbastanza veloci. La sfiga è che una volta che cadi sei condizionato tutto il giro, perché in salita non spingevo perché mi dava fastidio, faceva male la gamba, in discesa freni tirati perché ormai avevo la scaga, e quindi un po' così, dai, giornata un po' non soddisfacente, dai, diciamo così. Sono soddisfatto nella parte positiva comunque di averla portata al traguardo, perché sarebbe stato molto più facile ritirarsi, girare giù dopo la discesa dal Mataiur, rientrare e dire ok, ho fatto, sarebbero venuti 60 km, ho fatto la prima salita e mi sono ritirato, amen, basta. Però non volevo ritirarmi, cioè oggi era mentalmente impegnativo e volevo chiuderla. Quindi da quel punto di vista lì sono contento. Sono contento anche perché ho incontrato mille persone, a parte tutti i compagni di squadra con cui abbiamo pranzato anche prima, mille persone che mi hanno salutato, che magari vedono i video o che mi, fra virgolette, conoscono un po' riconoscono dai contenuti. Quello sempre è figo, mi ha fatto piacere, è bello sia perché in sta giornata qua ci voleva un po' di morale, un po' di tifo in salita. Fra l'altro mi ricordo di aver visto Luca e Rong, con i quali avevo fatto la prima salita del Brevetto Mataiur, se non ricordo male, che li ho conosciuti proprio in quell'occasione con Umberto, e figo, mi ha fatto piacere che mi facessero il tifo, ma come anche tutti gli altri. Poi di rientro in pianura ho trovato Christian, che gli ho dato un cambio perché sono rientrato in sto gruppetto, e lui mi ha riconosciuto, mi ha salutato e si è rimesso davanti per tirarmi la scia, grandissimo, e mi ha fatto piacere. Dopo ci siamo rivisti a pranzo e siamo rientrati praticamente insieme a Cividale, quindi quello va nel bilancio positivo. E dai, adesso continuare a allenarsi e ci vediamo alle prossime gare. Fatemi sapere sia se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se eravate alla Gran Fondo per Haiti, se avete fatto il medio o il lungo per me sarebbe stato ingestibile oggi, assolutamente. E torneremo perché questa è la gara di casa, e l'anno scorso era la Nove Colli, quindi bisogna tornare il prossimo anno. E basta. Se volete chiedere qualcosa, come sempre, scrivete un commento. Se non mi seguite su tutti gli altri social sono linkati qua sotto, Instagram, Strava e così via. E ci vediamo in giro. Ciao!